Ecco, faccio la trasformazione. Il signor Litterio Scalisi, venga, venga. Allora, intanto speriamo che suo cugino Alfio si riprenda, perché noi siamo veramente preoccupati per le sue condizioni. Invece che altro è successo? Danneggiato gravemente, signora, sì. perché non tappavo, Lo so. poi la cascia arrivava in terra, si spaccava, quindi si alleggerivo. Io non tappavo la testa, andava a carrucola, poi lui era più pesante della cascia vuota, Sì. quindi lui calò e la cascia chianava, stavolta pigliavo... Niente, un disastro. Speriamo bene, auguri al suo cugino Alfio. Invece, che cosa è successo? No, ci volevo raccontare, signora Rosa, di quella volta che io per la prima volta nella mia vita mi pigliai il treno, che me ne andai in viaggio, andavo a Roma. Sì. Quando arrivai alla biglietteria dalla stazione di Catania, perché lor signore non lo so, ora non lo so, ma una volta tutte le biglietterie di tutte le stazioni d'Italia si somigliavano tutte, signora Rosa. Erano costruite veramente con uno stesso stile. Sì, come le case popolari. Le case popolari 20 anni fa tutti gli stessi erano, non è che non si poteva sbagliare. Certo. Allora, guardi, la stazione, la biglietteria è come immaginiamo questo palcoscenico, questo salone, con un muro alto più o meno, così, da parte a parte. Da questa parte ci stanno i clienti, i passeggeri, dall'altra parte ci stanno gli impiegati. Gli impiegati della stazione. Io andavo di urgenza a Roma, di urgenza, arrivai alla biglietteria di Catania, signora Rosa, ero preoccupato, pensai, dico, chissà che fuga ci sarà, chissà quanto ci sarà da aspettare. Lei pensava che ci fossero tante persone pronte a partire? Arrivo, non c'era nudo! Uomo nessuno! Nessuno! Capisci che colpo di fortuna? Faccio subito di me, nessuno! Nessuno! Manco gli impiegati, nessuno! Ma che com'è possibile? Io che ho un'educazione, signora Rosa, io non sono come lei, io sono educato. No, scusi, io sono educatissimo. Mi fermai. Lei può dire tutto di me, tranne che non sono educato. Mi fermai all'ingresso della biglietteria e dissi, io non entro se non arriva qualcuno. Può mancare una cosa, dici, lei era qui, io restai proprio sulla sogliola che cosa? Che ne sa? Sul soglio. Sullo soglio sulla soglia. Sulla soglia della cosa, ero fermo. Se lo sappiamo che tocca dire. Sulla soglia. Non lo so, ero fermo. Dopo circa 5 minuti che aspettavo, finalmente dall'altra parte del bancone, che può essere di legno o può essere di muratura, arrivò il primo impiegato. Ecco, meno male, finalmente ce n'è uno almeno. Che fra dei quali lui camminava attraversando tutta la biglietteria dall'altro lato, ce lo giuro, così. Liscio, matelico, lentamente, senza accelerare. Io fermo lì, arrivato a un certo punto ci disse, senta scusi, questo si gira e mi fa, non mi posso fermare che c'ho io premura. Per giunta, avete capito, Se tutti i scemi piglio io, tutti i scemi. Probabilmente lei ha una calamita lì a C'aveva premura e passarono altri 10 minuti e viste arrivare un altro impiegato, che questa volta questo camminava normale, spedito, sei bella, camminava con passo spedito, col giornale sotto la sascella e camminava normale così. Quindi questo era un pochettino più rapido. Arrivò nell'ultimo sedile che c'era, perché sopra questo bancone c'è tutto un coso di vetro, che ogni tanto c'è un buco che si chiama oibò. Com'è? Si chiama oibò. Che è? Non lo so, come si chiama? Come si chiama? Oibò. Oblò si chiama. Oblò. Attraverso il quale il cliente parla con l'impiegato. Giusto, è chiaro. Questo arrivò nell'ultimo oibò. Salì sopra un sgabello, si assottava, pigliava un giornale da sotto la sascella, un rapio, appoggiava un dovito, si mise così e cominciava a leggere. Io fermo là, pensai non mi avrà visto. E allora feci un colpettino di tosse. Niente. Aumentai il volume da tosse. Niente. Mi fece venire un attacco di tosse. Passava uno e mi disse, Gioia, curate che sei combinato male. Per giunta! Ma come? Io sto cercando con la mia uno che aveva problemi con la tosse, con i polmoni. Ma cosa di impazzire, Guarda, un pover'uomo cosa deve subire? Se resta male uno, quando dice che poi uno si incazza. Certo, giusto. Che è così. Giusto. Basta, arrivato a un certo punto, visto che scusi, c'è qualcuno? Io suffo.
c'è permesso? E la Rosa di qua ci entrava e di qua ci usciva. Sì. Proprio se lo guardavi bene si vedeva che ce ne scema da qua. C'è permesso? Sì, va bene, ora all'orecchio si vede uscire la parola, va bene. Giuro, perché non mi credi? Ma non è così. Poi è arrivato a un certo punto mi preoccupai, perché siccome non si muoveva, e se vuoi dire che ci pigliava un icchio se restava morto dietro un giornale, perché non si muoveva. Va bene, va bene. Allora con la mia educazione entrai velocemente, mi ci misi davanti, infilai una mano nello blu, ci calai un giornale, calando il giornale lo visto andare a faccia, ci disse scusi, c'è qualcuno? Chi sto metta lì e mi fa dice perché io che ci sto sembrando trasparente? Per giunta, matelico. Ci disse scusi, siccome non mi rispondeva, dice non ci rispondevo perché lei sta disturbando che qua c'è gente che sta lavorando. Io ci disse semplicemente unni. Certo. Lui mi fa unni chi? Io ci disse chi? Io mi fa lei chi ha detto? Ci disse c'è qualcuno? Dice unni. Io ci disse ma unni chi? Io mi fa chi? Io ci disse chi? Io mi fa lei che cosa ha detto? C'è qualcuno? C'è unni. Stessimo 20 minuti a fare così. Dopo 20 minuti capivo che giù qualcuno ero io. Ecco, meno male. Capivo si incazzato. Meno male. Alla fine vi siete capiti. Vabbè. Era un dialogo tra sciocchi, insomma, però alla fine si incazzavo. Lo ha capito. Pigliavo un giornale, lo piegavo tutto in ottocare, ho capito. Lo mise di solito, dice ho capito, oggi non è giornata che si può lavorare. Quindi quasi disturbato. Sì. Si schiarivavo, avanti il prossimo. Da tutta la stazione di Catania c'ero io solo. Ero io solo. Un tale hai. Ci sei eccomi qua. Questo mi guarda e fa dice perché che viene lei? Se no guardi veramente c'era prima sto signore in decando pelastro che c'era pelastro però è stato gentile, ci ho detto che avevo premura e mi ha fatto passare. Avanti, non faccio lo spiritoso, che cosa desidera, che cosa vuole. E mi accorgi che aveva un poco di tic. Sapete che tu più li fai innervosire e più ci aumentano i tic? Sì, succede, sì. Chiesto di chi parlava, faceva un po' così. S'abbassava le cause, faceva s'abbassava la lente, s'abbassava la cravatta. E la cosa impressionante è che la cravatta non ce l'aveva, però io facevo allora mi fa, che cosa vuole? Anche questo... Stai impressionato. Cioè, se guardi, non si innervosisca, se non si secca, dovessi prendere il treno. Questo mi guarda e mi fa... Madonna, disse, stiamo a fare tutti i vocali così, ci vuole mezz'ora. Meno male che si fermava alla U. Dice, treno deve pigliare, mi disse, treno? Perché che cosa voleva pigliare? Mi disse, qua si può prendere sul treno. Che voleva pigliare? L'autobus, Io, nella mia vita, non l'avantiso mai. Certo. Mi impressionai, perché io sono impressionabile facile. Ci disse, per cortesia, quando parla con me, ci può staccare l'eco? Questo mi guarda, la Rosa. Ma scusi, ma come ci può staccare l'eco? Non lo so. Ma lei si rivolge così. Questo mi guarda e mi fa mamma, quale ego. Cioè, se guardi che lei forse non ce l'hanno detto mai, ma lei ha l'eco quando parla. Avanti, che cosa vuole? Io tanto mi impressionai che ci disse avesse che a Roma. Anche lei, Maccario. Questo. Ma roba la Questo appena anche lei ha parlato con lei? Sì, appena ci ho detto Roma. Questo mi guarda e mi fa dice che mi prende in giro. Allora sai che hai l'ego. E dicevi che non ce l'avevi.
Basta, arrivato a questo punto. Com'è andata? Arrivato a questo storia, punto, sì. piglia un blocchetto di biglietti, Sì. mi guarda e mi fa, dice, forza, mi scemi i sordi, ordi. Ormai sappiamo che era così, sì. Io pigliai i sordi, ordi, e mi sento a tavolino, ino, ed uscivo a mano, e si giocò, Poi pigliavo sto blocchetto di biglietti, ce lo mise davanti, pigliavo la pinna, mi guarda e mi fa cioè non faccia lo spiritoso. Vabbè, sì. Dice, allora abbiamo detto Roma, uomo, e io presido, uomo. Biglietto, Chi ghetta ce ne chi ghetta? Poi se mi domandano il biglietto, che ci faccio vedere? Lei voleva il biglietto, vero? E lui mi fa, lei pensa al suo lavoro, che mio ci penso io. Giusto. Sì, ma ci pensi bene, Certo. Cioè, allora, biglietto, di Roma, uomo, il ristora parte, non è che Prima o poi a Roma, certo. Sì. Andate, ritorno, Quale orno? Prima che mi fanno fare Catania-Roma, non mi fanno scendere con la treno. Andate e ritorno, orno. È meglio precisarle queste cose. Perché... Andata e ritorno, punto. Questo mi guarda e mi fa, Cuccetti? Giusto. Trovo una domanda giusta. Io mi guardai intorno. Chiesto, scusa, ma non le pare una domanda fuori luogo? Ma perché, scusi, invece Questo mi fa, abbiamo detto treno per Roma, uomo, andate e ritorno, uomo. Ripeto, sì. Cuccetti? Sì, ma lei mi sta vedendo accompagnato? Sì, no! E allora Stacetti, qui è? Ma che c'è? Stacetti, chi la conosce? Chi l'ha vista mai? Ma che c'è? Mi fa Cuccetti per dormire. Ma certo, con cuccette per dormire. A me mi dice Cuccetti per dormire. Perché? Cioè, se si può massacrare su sogno io, che tutti i femmini che stanno porcato come hanno dormito tutta la notte. Certo. Cuccetti per dormire. Bravo, ha ragione. Io mi fa, Cuccetti è quella cosa che lei di notte si cinfica e si addormisce. Sì. Mi scando che si sente male, Sì, la signora... Guarda che non ha qualche spaventa, signora. La signora... Mentre l'impiegato della stazione aveva l'eco nella voce, la signora aveva sirena nel sorriso, sì. Così ride. No, va a posto. E allora? E allora mi faccio Cuccetti per dormire. È quella cosa che lei si cindica, si addormisce e domani si sveglia a Roma. Mi scicavo un biglietto, un mobiale da faccia. Sì. Mi disse, e ora se ne vada. Io acchiappo un biglietto italiano da faccia, ci disse, ma uno. E me ne chiamai su pro treno, signora Rosa. Così. Me ne sono salito sul treno. Bravo. Però non è che siamo piccirini. Certo. Che fa, non so, dice la stessa parola, chi è sta Cuccetta, non so. Certo, lo sa. Bravo. Dice la stessa parola. Va bene, fermiamoci qui per il momento. Il signor Litterio Scalisi, Enrico Guarneri.